Buongiorno, buongiorno, Focus TG in diretta. Come sempre tantissima cronaca oggi, purtroppo altri incidenti stradali, un ragazzo che è morto nella notte ad Arcade, poco fa uno schianto nel tratto della morte della A4 con 2 vittime. Ma partiamo da un giallo, il giallo di Borgo Veneto. Ricorderete che era stato trovato morto Silvano Vigato all'interno di una villetta e ferita grave la sua compagna che era stata ricoverata in ospedale. Si è svegliata, è uscita dal coma ma non ricorda nulla. Sentiamo i particolari da Valentina Visentini. Sì, buongiorno direttore, c'era attesa per la 55enne che appunto era stata ritrovata lo scorso 29 gennaio in fin di vita accanto al corpo del compagno che si era sparato un colpo di pistola. C'era attesa perché si sperava che la donna potesse ricostruire quanto accaduto quel giorno nella villetta, invece purtroppo al momento non ricorda nulla. Sta affrontando un percorso di riabilitazione sia fisica che neurologica. Dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Schiavonia si trova ricoverata all'ospedale di Conselve. È stata finalmente sentita dai carabinieri, però non è riuscita a ricordare nulla di quella giornata, non rimane traccia nella sua memoria, quindi resta ancora un giallo quanto è accaduto. Quel che è certo è che Silvano Vigato si è sparato un colpo di pistola al petto, un colpo autoinferto, lo ha stabilito sia l'autopsia che la perizia, l'esame balistico disposto dalla procura di Rovigo, che subito dopo il ritrovamento del corpo aveva aperto un'inchiesta a carico di ignoti per istigazione al suicidio e lesioni grave, questo per poter condurre ogni tipo di accertamento. Ma quanto è accaduto invece alla sua compagna 55enne resta un mistero. C'erano sul suo corpo dei lividi sospetti che sono stati segnalati dai medici agli inquirenti, quindi al momento una delle ipotesi è che magari i due abbiano litigato e al culmine della lite Silvano Vigato le abbia tentato di fare del male e poi credendo la morte invece si sia tolto la vita. Resta un'ipotesi, nessuna certezza, nessuna conferma, perché la donna appunto non ricorda nulla. Forse più avanti con il percorso che sta intraprendendo potrà magari far chiarezza, ma al momento resta un giallo. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini e a Cristian Rocche e a Jende per la parte tecnica. Vi dicevo, tantissimi incidenti stradali, siamo reduci da giorni in cui in 48 ore, poco più, sono morti nel Veneto 3 centauri. Questa volta si tratta, in questo caso, della A4, l'autostrada della morte, 2 vittime nell'ennesimo schianto. Andiamo in diretta da Federico da Ros. Sì, buongiorno. È un incidente mortale in A4 questa mattina intorno alle 10:15 nel tratto a 3 corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. L'incidente ha coinvolto un veicolo leggero e 2 mezzi di manutenzione stradale, uno di Autostrade Alto Adriatico e uno di una ditta esterna. Nel punto proprio in cui è avvenuto il sinistro, al chilometro 452 in direzione Venezia, poco prima proprio dell'uscita al casello di Portogruaro, era stato predisposto lungo la corsia 3, ovvero la corsia dove si corre solitamente più veloce, un cantiere temporaneo per la sistemazione di barriere centrali. Il cantiere ovviamente era presegnalato 1 chilometro prima per coloro che provenivano da Trieste e delimitato anche da alcuni coni. Stando ovviamente a una prima ricostruzione che ci ha portati a documentare questa tragedia, un'auto ha oltrepassato il cantiere abbattendo di per sé i coni, quindi ha sbattuto anche più volte la barriera di sicurezza. Infatti in questi ultimi minuti si sta parlando anche di un possibile malore da parte del conducente, il quale è andato a centrare a fortissima velocità il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico, fermo all'interno
all'interno ovviamente del cantiere, che a sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che stava svolgendo proprio i lavori. Il bilancio purtroppo in A4 è di 2 persone decedute, ovvero gli occupanti del veicolo leggero che hanno provocato l'incidente. Noi siamo passati davanti proprio al mezzo ed erano scene veramente raccapriccianti, con il veicolo leggero letteralmente accartocciato. Sul posto in questo momento e anche prima sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale, gli uomini di Autostrade Altro Adriatico e la polizia stradale. In questo momento stanno cercando di rimuovere i mezzi accidentati e il traffico è praticamente in tilt, con lunghe code che stanno appunto caratterizzando queste ore di questa mattina. Un traffico letteralmente in tilt che procedeva a tratti a passo d'uomo, adesso in questo momento è letteralmente bloccato con i tir che stanno occupando la prima e la seconda corsia. Perciò il bilancio in autostrada A4, ricordiamo nel tratto a 3 corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, è di 2 deceduti. Per il momento da qui è tutto, a te in studio. Grazie Federico Da Rossa della nostra redazione di Udine. E intanto vediamo un titolo del Gazzettino su un'altra vittima questa notte ad Arcade. È successo proprio dopo mezzanotte, uscita di strada un'auto con a bordo 3 giovani, è morto sul colpo uno dei ragazzi, Davide Corazzin, aveva 22 anni, gravi gli amici. È una strage senza fine, davvero non facciamo altro che dare conto di questi incidenti che sono ormai all'ordine del giorno. E c'è stato l'altro giorno uno schianto tra 3 auto e una moto lungo la Triestina a Quarto d'Altino, e lì aveva perso la vita un uomo di 60 anni. Un 60enne originario di Salzano ha perso la vita nel primo pomeriggio verso le 14:30 in sella alla sua moto, in un incidente che ha coinvolto anche 3 auto lungo la Triestina a Quarto d'Altino, nel tratto tra Porte Grandi e Caposile. Nello scontro sono rimaste ferite 3 persone, un uomo e 2 donne portati all'ospedale di Mestre. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118 e i vigili del fuoco, con squadre provenienti da Mestre e Treviso, anche con l'autogru, e dopo aver messo in sicurezza i mezzi hanno dato assistenza al personale sanitario per soccorrere i feriti, mentre i carabinieri di San Donà eseguivano i rilievi. Quando sono arrivati i soccorsi, l'automobilista che era finito nel fosso era già uscito dall'auto, mentre gli occupanti degli altri 2 mezzi sono rimasti lungo la strada e i feriti, una volta stabilizzati, hanno raggiunto l'ospedale con elisoccorso e ambulanze. Lungo quel tratto, noto perché conduce alle spiagge, la polizia locale di Quarto d'Altino ha gestito la viabilità e il traffico per deviarlo verso Altino e decongestionare l'area dove si stavano creando lunghe code. Si tratta della zona dove il sindaco Grosso intende mettere gli autovelox. La lista dei decessi si sta allungando, ha dichiarato, e sono necessari come deterrente. Tra poco riprenderanno i flussi verso le spiagge, conclude, e siamo stufi di andare a pregare per i morti da incidenti ai funerali. Servizio di Ilaria Marchiori si fa di tutto per evitare i rischi, i pericoli lungo le nostre strade. A Vicenza è stata rafforzata la vigilanza, un bilancio positivo ovviamente, perché comunque di vittime ce ne sono state, ma questo è il bilancio dell'operazione Strade Sicure della Polizia Locale. Andiamo in diretta da Daniele Garbin. A te Daniele. A 3 corsie tra Latisana e Portogruaro. Sta arrivando in questo momento proprio perché attendeva il collegamento. Venga pure sindaco, buongiorno, si metta pure qua, sì. Ecco, buongiorno sindaco, ecco, proprio di Strade Sicure, nel nostro emittente in questo momento abbiamo fatto proprio un bilancio vigilia anche del 1° maggio, problema di sicurezza sulle strade, abbiamo già visto un po' in Veneto una situazione veramente d'emergenza, ecco, proprio su questo siamo sul pezzo, perché la vigilia del 1° maggio, meta giorno anche di grandi gite fuori porta, il Comune di Vicenza intende fare un'operazione. Ecco, si parlava di strade sicure, ricordiamo gli incidenti mortali, magari nella strada Marosticana, da lì è partito un po' la volontà del sindaco di portare gli agenti sulla strada. Si può sintetizzare questo? Per noi è stato un anno molto
particolare, nel senso che è partito con investimenti mortali, come ricordava prima, in strada Marosticana, e quindi ci eravamo presi l'impegno di un maggior controllo, soprattutto di fare tutto quello che era nelle nostre possibilità per aumentare la sicurezza sulle strade. Devo dire, con un grande sforzo della polizia locale, già in queste settimane ci sono stati controlli nei quartieri, un presidio vero e proprio. Adesso abbiamo presentato questo piano che abbiamo chiamato Strade Sicure, che consentirà un presidio nei quartieri e nelle principali vie di accesso tramite i targa system, controllo sia della velocità ma anche dell'uso per esempio del cellulare alla guida, perché tante volte, penso agli incidenti che sono capitati a Vicenza con i mortali, sono stati una concausa di velocità e distrazione, quindi in questo senso abbiamo il dovere di garantire ai nostri cittadini di poter circolare in maniera sicura, serena, e per far questo la polizia locale si attrezza e con controlli specifici aiuterà il presidio della città. Ecco, proprio su, per esempio, le patenti ritirate, abbiamo detto 83 erano state, verrà con me il commissario Giancarlo Chemello della commissaria della polizia. Avete portato dei dati, ecco, anche perché questo targa system coinvolgerà un po' il sistema di controllo. La prevenzione sarà un sistema intelligente, diceva, sul territorio, nei quartieri, vero? Sì, targa system ci permette di monitorare tutti i veicoli che transitano in città, e attraverso il portale possiamo verificare nell'immediatezza se sono revisionati o se hanno la copertura assicurativa. Uno strumento che ci permette di fare un monitoraggio ampio, controllare un altissimo numero di veicoli, e oltre a questo implementeremo le pattuglie sul territorio con delle postazioni fisse per verificare anche lo stato di ebbrezza dei conducenti, verificare l'uso corretto delle cinture di sicurezza o il mancato uso ad esempio degli auricolari quando si usa il cellulare alla guida. Ricordiamo che l'uso del cellulare con la nuova normativa comporta il ritiro immediato della patente di guida. Difatti all'inizio dell'anno le patenti ritirate sono più di 80. Ecco, per concludere, allora innanzitutto Sindaco, abbiamo capito che anche i cittadini stessi chiedono la presenza, abbiamo visto per vari motivi, la sicurezza sulla strada è anche una risposta a quello che viene sempre più spesso chiesto ai cittadini, il senso di sicurezza generale si parte da quella stradale ma può essere esteso. Ma l'avete raccontato molto anche voi in questi mesi, ovviamente soprattutto nei giorni dopo gli investimenti, quanto i cittadini ci chiedano controlli e soprattutto di limitare la velocità nei quartieri, perché ci sono zone 30, cioè vie a 30 km/h dove ci sono auto che vanno a 80, 90, 100 all'ora, e in quel caso basta che un pedone sbuchi e ovviamente l'impatto rischia di essere letale. Ecco, quindi i controlli che fa la polizia locale, che voglio ancora una volta ringraziare su questo, danno il senso di voler garantire la sicurezza dei cittadini e anche dare un messaggio, e cioè che anche se in questo momento per esempio l'unico autovelox della città è sequestrato per le note vicende, e sappiamo che stiamo tutti aspettando, tutti i comuni, che il governo ci dica cosa si può fare sui controlli di velocità, ma il presidio c'è, perché noi abbiamo bisogno che si possa girare serenamente nelle nostre strade. Ecco, ricordiamoci quasi 100.000 euro di investimento per il targa system. Ci sono 100.000 euro di investimento che otteniamo da parte del Ministero per la videosorveglianza, quindi sia videosorveglianza diciamo legata alla sicurezza, quindi al controllo di alcune zone della città, di delitti o di reati, sia per implementare 3 nuove targa system. I targa system sono quelle telecamere che vengono messe nelle vie di accesso alle città, che hanno sia una funzione di sicurezza, perché ci consentono, per esempio nel caso di un furto che viene in città, i ladri scappano con l'auto rubata, quella telecamera ci consente di identificare la targa di un'auto rubata, sia sono strumenti eccezionali per il controllo del territorio, perché per esempio verificano se l'auto ha la revisione scaduta, non ce l'ha, quindi insomma sono strumenti, lo raccontava prima il commissario Chemello, molto efficaci. Tanto buon lavoro, Sindaco. Grazie a voi. Anche a lei, anche a voi. Da questo è tutto da Vicenza, restituisco la linea. Grazie molte a Daniele Garvina e Simone Squarcina, ovviamente agli ospiti di proviamo con Antenna. Daniele Garvina. Adesso purtroppo gli incidenti stradali, nonostante l'aumento della vigilanza, continuano, spesso sono causati da imprudenza, da forte velocità, dall'uso del cellulare durante la guida, da colpi di sonno. E questa notte ad Arcade un'altra tragedia, 3 ragazzi finiti fuori strada, è morto un 22enne. Andiamo in diretta da Cristian Arboit. A te Cristian.
Direttore, buongiorno anche da parte di Francesca Pezzo, che inquadra la traiettoria letale e mortale che ieri sera si è registrata qui per l'appunto in via Roma. Siamo tra Arcade e Visnadello. La Fiat Punto con a bordo i 3 ragazzi stava procedendo in direzione di Visnadello quando è finita fuori strada, collidendo contro questa muretta. Questo è il primo punto d'impatto. Poi l'auto è carambolata per diversi metri a ridosso di queste abitazioni, per l'appunto in via Roma, e appunto una traiettoria, una carambola letale, mortale, che ha portato l'auto a schiantarsi contro questo palo della luce. Come vedi è stato un impatto violentissimo, perché è stato in qualche modo sradicato anche il blocco di cemento sul quale era installato il palo della luce. Sono stati attimi concitatissimi, drammatici, e i 3 ragazzi erano a bordo appunto di questa Fiat Punto. A quanto pare si stavano portando verso Visnadello, verso Spresiano. La vittima in particolare si trovava sui sedili posteriori. A quanto pare non aveva allacciato le cinture di sicurezza, mentre avevano allacciate le cinture di sicurezza i 2 ragazzi che erano appunto nella parte anteriore dell'auto. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio perché non sono momenti facili, c'è Moreno Calesso. Moreno Calesso è l'uomo, il residente che per primo ieri sera ha portato a soccorso questi ragazzi. Calesso, grazie per la sua testimonianza. Cosa ha sentito ieri sera? Ripeto come prima, che alle verso le 11:30, 11:20 ho sentito un botto forte e sono uscito e ho visto la scena che... Una scena difficile da descrivere. Lei si è trovato davanti questi 3 ragazzi, 2 in particolare sono riusciti da soli a uscire dall'auto. Sì, anche se erano feriti sono usciti, e dopo mi sono accorto che c'era un terzo nel sedile posteriore che invece non si muoveva. Lei ha provato anche a soccorrere questo ragazzo che si trovava sui sedili posteriori? L'ho chiamato e l'ho toccato, ma non rispondeva a nessun movimento, neanche respirava, penso, quindi non lo so. Lei ha capito che lì non c'era più nulla da fare? La speranza è l'ultima a morire. Speravo fosse solo svenuto, ma ho chiamato i soccorsi e il resto... In pochi minuti sono arrivati qua i vigili del fuoco, gli operatori del SUEM 118, la polizia stradale che sta tuttora indagando proprio sulla dinamica di questo sinistro. Tutte le ipotesi sono chiaramente al vaglio, la distrazione, l'alta velocità. Le faccio solo una domanda specifica, chiaramente questo non è il momento di formulare ipotesi stravaganti. Diciamo che lei non ha sentito però segni, rumori di frenata? No, nessuna frenata, no. Altri residenti ci confermano questo, quindi probabilmente non c'è stata la frenata prima appunto della collisione con quel primo punto di impatto con il muretto. Senta Calesso, questa è una strada, ahimè ai noi, nota per incidenti stradali. Sì, è successo anche parecchi anni fa un altro incidente qua davanti mortale, e questo è l'ultimo. Lei non conosceva direttamente Davide, questo ragazzo, anche se abita qui poco distante? No, non lo conoscevo. È una giornata difficile, immagino sia stata una notte, sia un giorno difficile. Certo, è da tutti i giorni, però ho il massimo rispetto per il ragazzo e la famiglia che hanno questo dolore, insomma. Grazie signor Moreno, grazie davvero. Siamo in attesa anche, direttore, dell'arrivo del sindaco di Arcade Domenico Presti. Io ti mostro ancora questa scena, una scena devastante che racconta veramente di una
notte concitata, questo blocco di cemento che si è proprio sradicato dal terreno e appunto da questo fosso a ridosso di via Roma. Lo ripeto, siamo tra Arcade e Visnadello. Tra l'altro pochi minuti fa sempre a Visnadello c'è stato un incidente, ma appunto non ci sarebbero feriti, perlomeno non ci sarebbero feriti gravi. Sta procedendo la Polstrada e appunto questo ragazzo Davide era figlio unico e lavorava, un ragazzo descritto da tutti come un ragazzo solare ed estremamente educato. Io direttore ti lascio con la testimonianza di un'altra signora che con Francesca Pezzo abbiamo raccolto pochi minuti fa, e poi a te la linea. Ho visto ormai era appena successo, perché partì da là in fondo e andati a finire giusto il fosso da là davanti, capotati. Verso le 23:30? Sarà stato sì, verso quell'ora, ero appena andata a letto, sì. Quindi lei cosa ha sentito? Ha sentito un botto? Un botto forte, e quando che ho aperto la cosa, ho aperto il poggiolo davanti, ho visto tutto e sono corsa a passo, ma ormai tutto era successo. Quindi lei è corsa giù? Sì. È andata anche in strada? Sì, ero qua abito qua, ho fatto 3 passi per andare da coso, insomma è stato brutto perché la disperazione dei genitori. Io non lo conoscevo il ragazzo, però gli altri 2 non lo so come sono. Ecco, immagino si sia trovata davanti una scena terribile. Ah beh, brutta davvero, perché ho rotto la rete dai miei figli fin sul cortile di qua, a capotà e poi è rimasto là quello che non è uscito. E lei quindi ha assistito anche all'arrivo dei genitori, degli amici? Sì, beh, la disperazione, penso che la disperazione dei genitori è così è successo, insomma. Senta signora, questa è una strada dove si sono registrati tanti altri incidenti nel corso del... È successo ancora qualche anno fa, un altro incidente ancora mortale. Si corre? Troppo, perché se dovrei andare a 50 all'ora nessuno li rispetta. Allora in regia oggi ci sono Italo Morao e Mattia Pizzaia con Edoardo Paris. È una strage senza fine, non abbiamo parole. Oggi pomeriggio saranno celebrati alle 16 nella chiesa di Caonada i funerali di Marco Canonico, il 34enne di Montebelluna che è morto sabato pomeriggio in moto lungo la Feltrina. Il giovane era in sella alla sua Yamaha quando all'altezza del cavalcavia ha perso il controllo della moto finendo prima contro un'auto e poi fuori strada. Era titolare dell'azienda Ribol, specializzata nella riparazione dei danni da grandine. Dallo scorso dicembre abitava a Povegliano e noi siamo impegnati come Media Nord-Est con l'airbag per Centauri, una proposta che abbiamo lanciato e che vorremmo che diventasse legge. Siamo già, a quanto sembra, a buon punto, almeno a livello regionale, quindi vi daremo conto di questo con Mirella Tuzzato, con Andrea Dan, che si stanno occupando di questa iniziativa. Ha urtato una donna di 42 anni in sella alla sua bicicletta, facendola cadere a terra senza poi fermarsi a soccorrerla. Ovviamente ci sono anche i ciclisti che sono coinvolti in questi incidenti. È successo alle 7:30 ieri in via Roma, Mogliano Veneto. I carabinieri hanno denunciato a piede libero per omissione di soccorso una 51enne di origine straniera residente in provincia di Treviso. Secondo la ricostruzione dei militari, l'automobilista stava percorrendo via Roma quando nel svoltare a destra in via Pasubio ha urtato la ruota anteriore della bicicletta, allontanandosi poi dal luogo dell'incidente. La donna ha riportato un ematoma alla testa. Fondamentali nelle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Adesso andiamo da Anna Maria Parisi a Mestre, perché un uomo, il padre di un bambino che aveva appena accompagnato all'asilo, è stato minacciato con un coltello
Anna Maria, grazie, dici tutto. Insieme a lei c'è il nostro operatore Tommaso Migotta. A te Anna Maria. Sì, direttore, la paura e il terrore lungo via Costa, dove ci troviamo noi, accanto a noi l'asilo dell'infanzia, dove il papà ieri mattina tra le 8 e le 9 aveva appena lasciato il bimbo, quindi si era diretto verso il parchetto, sempre di via Tasso, che conduce verso via Paruta e via Aleardi, laterali di Corso del Popolo e via Cappuccina, e quando è stato minacciato con un coltello, un coltellino, non si è capito bene, estratto dalla tasca, dallo sbandato, sembra un uomo di origine nordafricana che gli chiedeva i soldi. Quindi lui, il papà, ha preso il telefono, ha chiamato gli agenti della questura che passavano in quel momento e hanno sentito in diretta le minacce dell'uomo nordafricano, sono intervenuti prontamente, l'uomo è scappato per poi ritornare e chiedere ancora soldi al papà, ma dopo, con l'arrivo degli agenti della questura di Venezia, è scappato. Poco dopo minacce anche ai passanti che transitavano lungo il parco. Qui tanta la gente che attraversa questo parchetto, perché questo parchetto porta anche verso la vicina Piazza Barche e Piazza Ferretto, che si trovano proprio a 2 passi da noi. Ora il papà, da noi contattato, ha chiesto di non essere intervistato, così come gli avevamo proposto, naturalmente tutelando la sua identità, perché dice: non voglio avere problemi e ripercussioni anche con il mio bambino. E comunque andrà a sporgere denuncia in questura a Venezia. Da Mestre, con la parte tecnica curata da Tommaso Migotta, è tutta la linea. Torna a te, direttore. Grazie molte Anna Maria Parisi e a Tommaso Migotta. Adesso andiamo a Cassola da Monica Smiderle e dall'operatore Andrea Benetti, perché c'è stato un altro assalto a un'azienda orafa già colpita. Ancora una volta i banditi hanno bloccato l'accesso con l'accesso delle strade. Sentiamo. Nuovo assalto all'azienda DB di Via Grande a Cassola. Questa volta però l'assalto non è andato a buon fine. L'azienda è specializzata nella lavorazione di oro e argento. La banda ha agito nella notte tra lunedì e martedì. Malviventi sono arrivati a bordo di un pick-up che hanno posizionato lungo questa strada per bloccare la via di accesso, naturalmente anche alle forze dell'ordine. È una modalità che abbiamo visto anche in altri assalti ad altre aziende del settore orafo nel territorio. Sono arrivati, come vi dicevo, a bordo del fuoristrada, quindi sono penetrati all'interno del parcheggio, del cortile dell'azienda DB, hanno steso del cavo e posizionato un cilindro nelle vicinanze di una delle porte d'ingresso. Che cosa conteneva il cilindro non è dato a sapere, probabilmente dell'esplosivo. Comunque le immagini del sistema di videosorveglianza mostrano quanto accaduto, pochissimi minuti, 3-4 minuti. Ad un certo punto però i malviventi hanno deciso di abbandonare l'assalto, non si sa per quale motivo. Sono tornati all'esterno, sono risaliti nuovamente nell'auto e sono fuggiti. Non è la prima volta che l'azienda DB viene presa di mira dai ladri. Già ad agosto dell'anno scorso, del 2024, questa azienda è stata assaltata da una banda che ha utilizzato una grossa ruspa rubata precedentemente in un'impresa edile di Romano Dezzellino. Anche in quel caso avevano sbarrato con dei mezzi le strade di accesso all'azienda, un assalto che era andato in quel caso a buon fine. Con la ruspa avevano demolito i cancelli, poi il portone, fino ad arrivare all'interno del laboratorio e a rubare oro e argento. Grazie molte a Monica Smiderle e Andrea Benetti da Cassola. Ieri i solenni funerali di Giancarlo Gentilini, un corteo
funebre nelle strade della sua adorata città di Treviso e poi il feretro portato a San Nicolò, dove c'erano circa 2000 persone dentro e fuori la chiesa, davvero una folla immensa per dare l'addio al leggendario sceriffo. Tanti interventi dopo la messa che è stata celebrata da Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Sentiamo le parole di Luca Zaia, il presidente Luca Zaia. Io l'ho conosciuto nel 1993, avevo 25 anni e lui ne aveva 65 e mai avrei pensato di dover parlare davanti alla sua bara. Devo dire che abbiamo letto un sacco di cose in questi giorni e per chi lo conosceva non erano delle novità. Noi che l'abbiamo conosciuto sappiamo quanto grande sia stato Giancarlo. Però se dovessimo fare una sintesi, c'è stato un tempo prima di Gentilini e un tempo dopo Gentilini. Crolla la Prima Repubblica, c'è disaffezione nei confronti degli amministratori, grandi o piccoli che fossero. I sindaci non andavano più neanche a inaugurare le sagre, non frequentavano neanche più il pubblico e arriva questo ciclone nella pubblica amministrazione che si chiama Gentilini, uno sconosciuto. Lui va in strada da subito, parla con i cittadini, incontra i cittadini e fa quello che nessuno ha mai avuto il coraggio di fare: far diventare attore protagonista il cittadino nella pubblica amministrazione. Quante volte l'abbiamo sentito urlare Banderali, il suo affido capo di gabinetto, il quale seguiva ogni sua indicazione. Quante volte l'abbiamo sentito urlare. Ma lui ha indicato la via, ha dato modo a tutti noi di avere una nuova formazione. Gentilini è stato un coraggioso, diciamolo fino in fondo. Gentilini è stato un coraggioso e visionario, forse anche a volte alimentato dalla follia di fare delle scelte controcorrente, ma che alla fine la storia ha giudicato come positive. Come lo penso adesso? Penso che intanto in paradiso avranno qualche problema, perché comunque immagino che non abbia abbandonato la sua penna, la sua carta nella tasca della giacca, che ancora una volta si troverà ad affrontare le nuove sfide. Chi fa cose grandi nella vita si garantisce l'immortalità e quindi non lo vedremo più fisicamente, ma lo carpiremo, lo percepiremo in ogni angolo di questa città, in ogni angolo del Veneto. Io lo saluto con il saluto che ci facevamo sempre: ciao Sinistra Piave. Toccante anche il ricordo commosso del sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI, Mario Conte. C'è un aspetto di Giancarlo Gentilini che in questi giorni di ricordo della sua figura pubblica e della sua storia amministrativa ci aiuta a comprenderne lo spessore umano. Fra le sue ultime disposizioni c'è stato anche il testo dell'epigrafe, dove ha voluto fosse riportata pedissequamente questa frase: non voglio fiori, ma opere di bene per amore dei miei cittadini. Ecco, per amore dei miei cittadini è la firma di Giancarlo. 5 parole che riassumono perfettamente l'essenza del buon padre di famiglia. C'è un'altra lezione che Giancarlo ci ha impartito, quella della coerenza. Se guardiamo alle sue parole, il sindaco Gentilini ha sempre parlato di cittadini prima ancora che di città. È questo che per chi fa politica, e vedo davvero tanti sindaci, e per chi amministra, non è un dettaglio da poco. Sono emersi tratti del Gentilini sindaco e del Giancarlo uomo che non erano mai saliti agli onori delle cronache perché tenuti volontariamente nascosti. Come l'episodio degli occhiali che un pensionato ultraottantenne aveva rotto e non riusciva a ricomprare con la modesta pensione e che Gentilini aveva fatto ritrovare ordinandoli personalmente dall'amico Cappello e pagandoli di tasca propria. O come il gesto verso un cittadino extracomunitario che con basso reddito e una famiglia a carico non riusciva a pagare una multa, aveva chiesto aiuto al sindaco
e anche in questo caso Gentilini la pagò di sua iniziativa senza fare alcun clamore. Gentilini è stato il mio sindaco, quello della mia adolescenza e quello dell'inizio della mia militanza. Ho avuto l'onore di raccogliere l'eredità di una Treviso grata alla sua figura per vicinanza, abnegazione e capacità di arrivare dritto al punto. Caro Giancarlo, probabilmente non eravamo pronti a questo saluto perché ti consideravamo immortale. Oggi, in questa presenza forte di cittadini, nei racconti, nelle opere, nei valori che hai seminato, capiamo che in fondo non c'eravamo sbagliati. L'Alpino è andato avanti, ma ci sono rimaste le impronte del tuo incedere fiero, mai stanco e immortale. Probabilmente oggi si chiude un'epoca, ma voglio usare le stesse parole che hai usato tu in quell'ultimo consiglio comunale per raccontare quel momento con il tuo vocione e con le dita alzate. Tutte le cose belle finiscono, ma ricordatevi che io esco dalla porta, ma resto sulla finestra. Vedete, in queste parole non c'era solo la sua firma, ma anche la sua essenza, quella del nostro Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso per sempre. E ieri nella chiesa di San Nicolò era presente anche il ministro della giustizia Nordio e il vice premier Matteo Salvini, leader della Lega, che i nostri colleghi hanno intervistato davanti al Sagrato. Sentiamo. Io, ripeto, ero a Milano, consigliere comunale, col primo sindaco leghista, e arrivavano le notizie di come si fa il sindaco fuori dall'ufficio, carta, penna, block notice, questo va, questo non va, l'ufficio, il tecnico, il dirigente, la polizia locale. Diciamo che oggi qualcuno dovrebbe prendere l'esempio e uscire dall'ufficio, però se Treviso è così bella è tanto merito suo anche, e dell'insegnamento che ha lasciato a tanti dopo di lui. C'è un suo ricordo personale di Gentilini? Tanti, alcune cose me le tengo per me. Io poi ero un boccia ai tempi perché avevo le braghe corte quando lui è stato eletto sindaco, però ne abbiamo fatte tante, e anche ultimamente ricordo alle ultime elezioni con Mario Conte, chiacchierando. Io adesso da ministro a Treviso fortunatamente ho potuto anche portare risorse, interventi, cantieri, però lui è attento, però Matteo attento, qui, là, su e giù, quindi diciamo, la verve è sempre stata quella. Infatti oggi è una bella giornata, non è una giornata di tristezza, perché non penso vorrebbe questo. Quindi anche a lei ha mandato i suoi famosi pizzini, qualcuno che l'ha mandato? Me li tengo per me, però diciamo che se c'era qualcosa che non andava perfettamente come doveva non la mandava a dire, non scriveva, non mandava il fax, diciamo, telefonava. Ci sono ragazzi e ragazze allevati da lui della Lega che fanno esattamente lo stesso, che alle 2 di notte, se c'è un problema, non chiamano qualcuno per uscire ma escono loro. È un modello che non muore mai, quello di fare politica in mezzo alla gente, e ce ne sono anche in altri partiti, per carità di Dio, non è un'esclusiva della Lega, però è stato sicuramente un modello, e ogni critica diventava uno stimolo. E ieri la lunga diretta sulle nostre reti delle esequie di Giancarlo Gentilini, e ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus. Abbiamo davvero registrato degli ascolti boom ieri sera con una puntata intitolata L'addio a Genti, sindaco per sempre. Tra gli ospiti c'era anche il vice sindaco di Arcade, Alessio Trentin, che era molto affezionato a Gentilini, un affetto ricambiato dal primo cittadino, e che lo imitava spesso. Sentiamo un brano dell'intervento di Trentin ieri sera. Che è un amministratore, perché alzava le mani, sempre con le mani, con le dita su. No, teneva su, sì, le mani quando doveva. Il discorso aulico era: l'amministratore deve sempre portare avanti
il Vangelo secondo Gentilini, hai capito? Dio, patria e famiglia, ordine, disciplina e rispetto delle leggi. E allora vedremo in questo scontro chi andrà al potere a governare la nostra regione, ma la Lega potrebbe mantenere la governance solo se rimane quella del 1994. Ecco, lui avrebbe... Abbiamo avuto modo anche appunto di sorridere, di ricordare Gentilini anche sotto questo aspetto, la grande empatia, l'autoironia, no? Un umorismo veramente anche contagioso che tutti apprezzavano, e quindi ci mancherà tantissimo il sindaco ormai iconico. Vediamo poi al funerale il silenzio e la consegna alla moglie Maria del cappello d'Alpino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Onori all'artigliere alpino Giancarlo Gentilini, mandato avanti. Ovviamente ricordo davvero che tutti hanno apprezzato anche da parte dei suoi amici, tra questi un vero amico per tanti anni, Beppi Basso. Sentiamo. Con il suo modo diverso di vivere la politica ha portato il sindaco tra la gente, non chiuso nei palazzi, ma in strada, nelle piazze, nei quartieri, ad ascoltare i problemi di tutti, a cercare risposte vere e soluzioni concrete. L'efficienza è stato il suo tratto distintivo. Ciò che prometteva, realizzava. Non sopportava il lassismo, rifuggiva le parole vuote. Gentilini era un pragmatico, concreto, sempre con i piedi per terra, come gli alpini. Non dimenticherò mai un episodio. Era il 1996, forse il 97, quando da presidente di circoscrizione gli segnalai il degrado dei marciapiedi di via San Zeno, in periferia. Lui volle vedere di persona, nessun rinvio, nessun discorso. Andò, verificò e pochi mesi dopo diede inizio ai lavori. Questa era la sua forza, la capacità di agire sempre e solo al servizio del suo popolo, della sua gente. Gentilini è stato così fino all'ultimo giorno. Ho avuto il privilegio di incontrarlo in ospedale giovedì scorso. Nonostante la fatica, la sua mente era lucidissima. Parlammo per più di un'ora. Abbiamo anche scherzato in alcuni momenti assieme. E prima di congedarmi, con la sua solita determinazione, mi disse: Beppi, vai in comune dagli uscieri
e fatti dare il pacco di carte che dovevo ritirare io. Vi sono delle mie segnalazioni che devono arrivare a tutti voi, al sindaco, e lo farò. Ci sono problemi da risolvere. Anche lì, su quel letto di ospedale, pensavo alla sua città, ai suoi cittadini e al suo popolo. Per noi Gentilini sarà sempre una guida, un esempio da onorare e da seguire. E chiudo con una citazione che a lui era cara. Chi ha vissuto per il suo popolo continuerà a vivere nel suo ricordo. E in una delle ultime interviste che ha rilasciato a Lucio Zanato, che è il vero gentilinologo non solo del Veneto ma tra tutti i giornalisti, carta stampata e televisione, aveva detto: mi piacerebbe essere ricordato come l'uomo del PUT, magari intitolare a me la circonvallazione Gentilini. L'ha detto dopo aver lasciato la politica attiva il giorno dopo. Potremmo proporre appunto alla Giunta Comunale di Treviso di ricordarsi di questo suo desiderio e magari di poterlo assecondare. Passiamo alla politica, alle prossime regionali. Non si sa ancora se si voterà in autunno di quest'anno o nella primavera del 2026. Il PD fa il nome della consigliera Chiara Luisetto, che si dimostra onorata ma aggiunge: al centro-sinistra serve assolutamente l'unità. Ricordiamo che avevano detto no alla candidatura del centro-sinistra alla presidenza della regione sia Achille Variati che Alessandra Viola. E vediamo anche che cosa ha detto la Luisetto a Vanessa Banzato insieme ad Alessandro Costa Curta per la parte tecnica. Sentiamo. Chiara Luisetto, verso le ormai prossime regionali, il PD vicentino ha fatto il suo nome per la possibile presidenza della Regione Veneto. Sì, ringrazio davvero il partito vicentino che mi conosce, che in questi anni davvero mi ha sostenuto, ed è motivo questo riconoscimento per lavorare ancora di più per il nostro territorio. Credo però che in questo momento la cosa importante sia lasciare lavorare il tavolo di coalizione, in cui il Partito Democratico ha un ruolo importante e a mio avviso anche molto generoso nel costruire e nel condividere. Il nome che dovrà uscire dovrà essere un nome unitario che rappresenti tutte le forze e nel quale il partito si senta in particolar modo riconosciuto e rappresentato. La capogruppo Vanessa Camani è un nome a mio avviso molto importante, ha lavorato in questi anni duramente e quindi è necessario che sia al vaglio per primo il suo nome, ma davvero ringrazio il territorio in cui sono cresciuta politicamente per la stima e per la disponibilità che mi hanno chiesto. Ecco, c'è chi dice che il centro-sinistra negli ultimi tempi è rimasto un po' defilato rispetto invece a quanto ha fatto tutta la parte del centro-destra. Mai come oggi c'è bisogno che si faccia sentire la voce. Guardi, io credo che in questo periodo anche il centrodestra abbia le sue gatte da pelare, le sue divisioni interne. Invece il lavoro silenzioso che il centrosinistra ha fatto in questi mesi, in questo anno, è proprio quello di coagulare, di tenere insieme tante forze politiche, con il perno del Partito Democratico, ma insieme. È una fatica che credo ripagherà e nella quale tutto il partito crede, perché crediamo sia fondamentale davvero arrivare ad una sintesi unitaria e compatta. Di cosa ha bisogno la Regione Veneto oggi? La Regione Veneto ha bisogno di molte cose, ha bisogno di aria nuova, ha bisogno di risposte chiare ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli sociosanitari, di farli sentire meno soli e più parte, visti e riconosciuti e sostenuti dalle istituzioni. Ha bisogno di vedere che dove il lavoro è povero va fatto un intervento, ci deve essere una presenza forte delle istituzioni per un sostegno a chi è più fragile. Ha bisogno di un ambiente, di un'aria, di un'acqua che possiamo bere, che possiamo respirare e dove vivere bene nel benessere davvero di queste comunità. Tra l'altro sono tutti elementi su cui lei si è battuta e continua a battersi, parliamo di sanità, parliamo di ambiente, forse è per questo che il PD vicentino ha fatto il suo nome.
Io li ringrazio, spero che il lavoro di questi 2 anni, perché comunque non ho fatto un mandato completo, ma in questi 2 anni ho cercato un po' di recuperare il tempo perso e che prima era stato ben impegnato dal precedente capogruppo Giacomo Possamai e da tutto il gruppo consigliare. Spero che il lavoro di questi anni possa essere portato avanti nei futuri. Il mio impegno c'è, la disponibilità secondo quanto il partito deciderà c'è, e spero davvero che si arrivi ad una condivisione di tutta l'area di centrosinistra. E ieri sera a Focus abbiamo avuto modo di parlare anche di regionali. C'era Alberto Villanova che ha contestato le dichiarazioni del senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, che aveva parlato di un Piave, una linea del Piave che è stata chiamata in causa a sproposito dalla Lega, in particolare da Alberto Villanova. Sentiamo cosa ha detto. Intanto non bisogna, chi lo dice? Se De Carlo non vuole citarlo, non faccio pure io. Io sono nato sul Piave e sinceramente quando parlo a livello politico della linea del Piave voglio indicare che per il nostro partito, per la Lega di Giancarlo Gentilini, il Piave era sacro e come per noi la regione è sacra, la regione Veneto è sacra. E quando dico che per la Lega il Veneto è la linea del Piave, intendo indicare proprio che c'è questa intenzione di mantenere la guida di una regione simbolica che ha un peso specifico a livello politico, identitario per il nostro movimento, che è imprescindibile. Io oggi ho letto quello che ha detto De Carlo, no? Sul fatto che la regione tocca a Fratelli d'Italia. Ora, dopo che sono passati tanti mesi, ormai questa sta diventando una litania che inizia anche un pochettino a stufare. Mancano 6 mesi dove vogliamo amministrare per il bene dei veneti, portare a compimento questi 15 anni di amministrazione di Zaia che i veneti continuano ad apprezzare. Ci sentiamo dire sempre che bisogna tenere l'unità del centrodestra, però guarda caso i nostri alleati continuano a fare di tutto per mettere in difficoltà questo centrodestra. Vediamo queste fughe in avanti, magari spinte anche da qualche velleità personale che è legittima, per l'amor del cielo, però questa velleità di spingere, di fare fughe in avanti, di provare a forzare. Dall'altro lato vediamo che abbiamo degli alleati che continuano ad attaccarci praticamente ogni giorno. Anche qui devo riconoscere che Tosi è un leader dell'opposizione veramente in gamba, nell'ultimo anno si è dimostrato veramente un leader. So che il PD sta cercando un candidato a governatore, magari può trovarlo vicino a noi. Però se queste sono le condizioni, io voglio ricordare, e qui mi rifaccio quello che diceva Gentilini in qualche servizio fa, no? Che non bisogna aver paura, noi non dobbiamo aver paura, noi abbiamo rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Allora dobbiamo prepararci a qualsiasi scenario, perché se arriviamo a una situazione come questa che stiamo vedendo e che abbiamo letto stamattina, di fronte a quello che per noi è la linea del Piave e sarà sempre la linea del Piave, ci troveremo a un punto dove dovremo fare anche le nostre scelte. Allora io credo che nel momento in cui la Lega schiererà appunto la sua lista di partito, la lista Zaia, una lista degli amministratori e probabilmente anche una quarta lista dove ci potrebbero essere le categorie economiche, io credo che noi sappiamo ancora interpretare al meglio quello che i veneti vogliono. Villanova ieri sera ha proposto la Tocchetto non trovando altri candidati di candidare Flavio Tosi. Ovviamente la polemica è con Fratelli d'Italia ma anche con Forza Italia. Torniamo alla cronaca, un gestore di kebab che è stato aggredito più volte, poi minacciato, oggi ha paura per la sua famiglia e infatti moglie e figlio stanno per partire per la Turchia. Intanto l'attività del locale è stata sospesa per una settimana dalla questura di Treviso dopo l'ultima rissa. Io ho fatto il biglietto per la sicurezza, mando in Turchia la mia moglie, il mio figlio, e mando qui per 2 o 3 mesi, stanno lì un po' perché anche lei ha la paura, non esce mai da casa, quando la compagna esce. La prima andava, faceva la spesa, portava il bimbo al parco, ora non esce mai alla casa perché ha la paura, hanno minacciato il mio figlio. Halil Meral teme che la sua famiglia non sia più al sicuro a Treviso, che per loro rimanere qui sia diventato troppo pericoloso. Il titolare del kebab di Via Roma ha già comprato il biglietto per far rientrare in Turchia moglie e figlio. Il suo locale è stato chiuso per 7 giorni dopo una serie di risse.
Due marocchini hanno ricevuto un divieto d'accesso alle aree urbane emesso dal questore di Treviso. Stamattina sono andato di nuovo per le denunciare, per dire questa cosa, guarda, avete dato allontanamento a questi due, le arrivano stesso, non cambia niente, devono, per la mia sicurezza, per la sicurezza del popolo, devono arrestare, devono fare qualcosa. E non finisce che una settimana che mi hanno fatto chiudere, non finisce qui questa la cosa. La temporanea sospensione d'attività del locale non è un provvedimento sanzionatorio, ma di tutela della sicurezza pubblica, ha chiarito la questura. Peraltro, in occasione dell'ultima rissa, anche da chi lavora nel locale la reazione sarebbe stata violenta. Solo quel momento che hanno dato il calcio al mio bimbo, a me, quel momento mi sono difeso. Io da quel momento mi sono difeso, il resto non abbiamo fatto niente. Arrivano qui per lo provocare, per fare le scimmie, per mostrare i coltelli, fanno queste cose, mi le minacciano, la vanno via, scappano via. Quando le chiamo la polizia, le scappano via verso il centro. E il questore di Treviso, Alessandra Simone, fa chiarezza sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura del kebab di Via Roma. Invita anche ad avere fiducia nelle forze dell'ordine. L'impegno per garantire la sicurezza, dice il questore di Treviso, è massimo. Il clima di crescente tensione e violenza che ruotava attorno al locale ha imposto la chiusura provvisoria del kebab di Via Roma. Non per punire il locale, continua a sottolineare la questura, ma per garantire la sicurezza di tutti, anche di chi lavora in quel locale che era diventato, scrive sempre la questura, un ritrovo di pregiudicati. L'ordine e la sicurezza pubblica sono prioritari e dovevano essere garantiti, ed era l'unica forma per poterli garantire, in quanto c'era una pericolosa degenerazione di questi episodi di conflittualità reciproca. Bisogna sempre fare riferimento alle forze dell'ordine, afferma il questore di Treviso Alessandra Simone. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale sono costantemente al lavoro per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. La mia sollecitazione è di chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Siamo pronti, la collaborazione con le altre forze di polizia è eccellente e noi arriveremo subito, piuttosto che tentare di risolvere la situazione con metodologie che poi implicano appunto una pericolosa degenerazione, pericolosa per la sicurezza di tutti i cittadini. E i locali pubblici, i bar in particolare, sono spesso teatri di risse tra giovani e meno giovani, e poi c'è anche la maleducazione, no? Pensate che un locale di Fontanelle ha deciso di mettere una tassa di €1 per ogni bestemmia pronunciata all'interno del bar. Sentiamo il nostro servizio. 150 euro è quanto raccolto da Valentina Vedovato, dalla sorella Marta e da mamma Dina, cotitolari del Bar Mexico di Lutrano di Fontanelle. Qualche anno fa, prendendo spunto da un'iniziativa simile di un altro locale della marca, hanno deciso di multare i clienti che si lasciavano andare ad imprecazioni. Così, per sensibilizzare le persone che abbiano magari un dialetto un po' meno scurrile, cerca un attimo di tenerli un po' in riga, ecco, diciamo così, fargli notare un po' di più quando parlano, di tenersi un po' di più il contegno. Quando un avventore scivolava in una bestemmia, scattava per lui la sanzione di €1. È proprio il simbolo che richiama questa cosa, ecco. Il ricavato di questa iniziativa è stato donato ora in beneficenza alla locale associazione La Fonte. Aiutano un po' gli anziani, fanno del bene, ecco. E siccome è sempre comunque un'associazione del paese, cerchiamo sempre di di dare la possibilità di aiutare i nostri vicini. La cassettina resterà al suo posto, continuando a raccogliere le multe. È simpatico perché comunque ogni tanto c'è qualcuno che passa di passaggio, legge il cartello, fa le foto e ci ringraziano e ci fanno i complimenti per questa scelta. Allora, maleducazione, ma soprattutto violenza purtroppo, e poi c'è il sovraffollamento delle carceri, la carenza di personale di polizia
penitenziaria. E c'è stato un annuncio ieri del sottosegretario della Giustizia Andrea Ostellari, che ha confermato l'arrivo nel Triveneto di 50 nuovi agenti nei penitenziari. Più di 50 poliziotti penitenziari sono in arrivo nelle carceri di Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. L'annuncio arriva direttamente dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che poche settimane fa aveva anticipato la notizia in occasione della festa annuale del Corpo della Polizia Penitenziaria a Padova. Il contingente è composto da vice ispettori, a cui si aggiungerà un numero importante di agenti selezionati fra gli allievi dell'ultimo corso, che terminerà a settembre. L'obiettivo, spiega Ostellari, è dare respiro alle donne e agli uomini in divisa che prestano servizio nei 16 istituti per adulti del nostro distretto, rendere l'esecuzione penale più efficace e garantire più sicurezza per operatori e detenuti, ha concluso il sottosegretario. Oltre a questo, nei prossimi giorni verrà inaugurata una nuova sezione nella casa di reclusione Due Palazzi. Questa apertura consentirà di ricavare 50 nuovi alloggi detentivi e ridurre il cronico problema di affollamento dei penitenziari. Finita nei guai una maestra d'asilo di Campodarsico che un anno fa, insieme al compagno, era stata arrestata per droga. In casa aveva 10 kg tra cocaina e hashish. Davanti al giudice per l'udienza preliminare si è giustificata dicendo che era convinta che il suo fidanzato spacciasse solo hashish e non cocaina. Ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato la 50enne maestra d'asilo di Campodarsico, che era stata arrestata nel marzo del 2023 insieme al compagno tunisino. Nella loro abitazione di Reschigliano i carabinieri avevano trovato 1 chilo di cocaina e 9 kg di hashish, droga sequestrata dopo un controllo stradale che lo straniero aveva tentato di eludere. Da qui era scattata la perquisizione domiciliare, dove oltre all'ingente quantità di droga era stata trovata sostanza da taglio e un bilancino di precisione. L'uomo era stato portato in carcere. Per la compagna maestra d'asilo invece erano stati disposti gli arresti domiciliari. Ora la donna non insegna più, ma fino al giorno dell'arresto era dipendente di una scuola dell'infanzia della zona. Durante l'udienza preliminare la 50enne ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato per ottenere uno sconto della pena. Il pubblico ministero dovrà ora decidere se accogliere la richiesta. Ancora la droga sulle prime pagine dei giornali, in questo caso uno spacciatore giovanissimo, un 18enne, arrestato dai carabinieri di Este. In casa aveva 18 panetti di hashish. Giovanissimo d'età, ma già con una fiorente attività di spaccio avviata. A solo 18 anni il pusher, arrestato dai carabinieri di Este Sant'Urbano, il baby spacciatore è stato individuato al termine di una breve attività investigativa che ha portato i militari a perquisire la sua abitazione, dove sono stati ritrovati 29 panetti di hashish per un peso complessivo di 2,7 kg. Per il 18enne è scattato l'arresto in flagranza. L'arresto è stato convalidato. Il giudice ha deciso per il 18enne la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Un controllo di routine all'esterno della stazione di Padova, tra l'altro nella zona rossa, ha portato ad un sequestro di un notevole quantitativo di stupefacenti. Il suo nervosismo non è passato inosservato ai militari dell'Arma, che l'hanno fermata fuori dalla stazione ferroviaria di Padova. Guai per una 39enne nigeriana in Italia senza fissa dimora, scoperta in possesso di 110 ovuli di cocaina, pari a 1 chilo e 100 grammi di droga nascosti nella giacca. La donna stava uscendo dallo scalo ferroviario quando, alla vista dei militari, ha cercato di fuggire. I carabinieri in servizio l'hanno notata e sottoposta ad un controllo. La droga rinvenuta è stata sequestrata, mentre la donna, arrestata, è stata portata, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, nella casa circondariale di Verona Montorio. I titolari di 4 laboratori dell'area tessile con sedi a Treviso, Istrana, Preganziole e Silea, tutti nel Trevigiano, sono stati denunciati per violazione delle norme antincendio e di sicurezza, impiego di manodopera straniera irregolare ed interventi edili non autorizzati. Nel corso dell'operazione, condotta dalle Fiamme Gialle, Vigili del Fuoco ed autorità a vario titolo competenti in materia, sono stati sequestrati mobili e strumenti di produzione per un valore complessivo di poco meno di 300.000 euro. L'amministratore
direttore di una delle aziende dovrà rispondere anche di pendenze verso il fisco per circa 3 milioni di euro accumulate dalle varie sigle che dal 2012 si sono succedute per 16 volte nella gestione dell'attività, no? Il solito schema delle scatole cinesi per sfuggire ai controlli. È stato conferito al medico legale Furlanetto l'incarico di eseguire l'autopsia sull'anziana di Silea che era morta il 15 mesi dopo un'infiltrazione lombare praticatale da un medico reumatologo. La famiglia ha presentato un esposto alla procura, l'esame autoptico sarà eseguito domani pomeriggio. È stato conferito all'anatomopatologo Alberto Furlanetto l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo dell'80enne di Silea che secondo i familiari avrebbe attraversato una vera e propria odissea dopo un'iniezione a livello lombare per ridurre una sciatalgia fino alla morte avvenuta il 13 aprile. Dopo l'esposto presentato dai familiari, la procura ha disposto l'accertamento che verrà eseguito nelle prossime ore. Sul caso è stato dunque aperto un fascicolo d'inchiesta che vede indagato un medico reumatologo di 67 anni attualmente in pensione. Dopo l'iniezione al ritorno dall'ambulatorio il 23 gennaio del 2024, l'anziana aveva iniziato ad avvertire terribili dolori alla schiena, tanto che tra le grida della donna il figlio l'aveva portata subito al pronto soccorso. Il coma, 2 mesi di ricovero in terapia intensiva, la casa di riposo, infine la morte. Encefalite asettica, la causa della progressiva degenerazione. L'autopsia, durante la quale il dottor Furlanetto sarà affiancato da uno specialista, servirà per capire se ci sia stato un nesso tra l'infiltrazione lombare e la morte della donna. Sono state rintracciate e denunciate dai carabinieri per rapina impropria 3 persone che a Pasquetta, dopo non aver pagato il conto, avevano minacciato di morte il personale di una gastronomia di Borgo Cavour a Treviso. Per loro il conto del pranzo di Pasquetta è arrivato ora, sotto forma di una denuncia dei carabinieri di Treviso per rapina impropria in concorso. I fatti risalgono per l'appunto al 21 aprile, quando all'ora di pranzo 2 42enni e una 34enne, tutti con precedenti di polizia, sono entrati all'ora di pranzo alla gastronomia Le Papere di Borgo Cavour. Già dall'ingresso nel locale il terzetto non aveva suscitato nel personale la migliore impressione possibile, come racconta Elena, che era in servizio quel giorno e ha preferito non farsi riprendere. Noi eravamo un po' titubanti perché li avevamo visti alterati e sta di fatto che si sono alzati, sono scappati. Io ho preso al balzo la situazione, li ho inseguiti e raggiunti mi hanno minacciata di morte. Senta, di dove erano questi? Parlavano in italiano? Erano locali, parlavano in dialetto. Quindi erano veneti? Veneti. Tra le testimonianze dei presenti e le telecamere di videosorveglianza attive nell'area non c'è comunque voluto molto prima che le forze dell'ordine attribuissero un nome e cognome ai 3 commensali della Pasquetta. Non hanno pagato probabilmente perché il comandante mi ha detto che sono dei senza tetto e mi hanno detto che se continuavo a inseguirli mi ammazzavano, tutto qua. Più tranquilla adesso che li hanno presi? Beh, oddio, sì, io sono sempre stata tranquilla, sono un po' spericolata e basta. Andiamo in pubblicità un paio di minuti, ma state con noi perché poi avremo qui ospite in studio l'assessore regionale al turismo e all'agricoltura Federico Canera, tra pochissimo. Di nuovo in diretta con Focus TG, ringrazio e saluto l'assessore regionale al turismo e all'agricoltura Federico Canera. Assessore. Buongiorno grazie molto, grazie Assessore. Ieri eravamo ai funerali di Giancarlo Gentilini, lei ovviamente era tra coloro che lo conoscevano benissimo, insomma ci mancherà molto, no? Ci mancherà molto. Direi di sì, una figura storica, poi per me è stato un momento anche emozionante perché insomma, al di là dell'aspetto politico-amministrativo, del fatto che insomma, lui ha guidato un po' le giovani generazioni e per me c'era un legame anche un po' più di carattere anche personale, conosceva la mia famiglia, mi ha sempre aiutato, penso alle tante campagne elettorali, anche le regionali, dove mi ha sostenuto, quindi su questo io gli sono sempre stato molto riconoscente. Poi sono partito nel 94, la mia prima esperienza amministrativa da presidente di quartiere,
è partita con appunto io presidente di quartiere e lui sindaco per la prima volta nel 94, quindi insomma stiamo parlando di 31 anni fa, quindi un legame particolare. Ieri c'era tanta commozione, non solo degli attuali amministratori ma anche di tutti coloro i quali sono passati in questi anni, ed è stata veramente una cerimonia toccante, perché giustamente, come ha ricordato anche il Presidente Zaia, mi è piaciuto molto il suo discorso, anche in chiesa dice c'è un periodo prima di Gentilini e un periodo dopo Gentilini, cioè nel senso che lui ha insegnato a fare l'amministratore in maniera diversa, cioè prima il sindaco era una figura sicuramente importante, però ricordiamo anche che era cambiato il sistema elettivo, quindi prima il sindaco era praticamente nominato dal Consiglio Comunale, mentre con Gentilini fu il primo, no, con la nuova legge, quindi con il suffragio diretto e l'elezione diretta del sindaco. E questo è stato un cambiamento epocale sia nel sistema elettivo ma soprattutto come lui ha interpretato la figura del sindaco, il sindaco tra la gente, il sindaco che andava a vedere i cantieri, a controllare, che andava via col taccuino e si scriveva le cose. Insomma, io ho fatto tempo, insomma, anche da presidente di quartiere, quando gli scrivevo gli dicevo guarda che ho un problema in quartiere, c'è una piazza, una strada, un'illuminazione, lui usciva e controllava con i tecnici, e, insomma, tanti aneddoti, insomma, di carattere amministrativo ma anche di personale. Ecco, ce n'è uno che vorrei citare, direttore, che è questa, che è una frase che io la cito sempre in questi giorni quando mi chiedono, perché questa ha proprio un carattere anche personale. Mi ricordo una volta che lui era un po' basito, diciamo, era un po' giù perché qualcuno evidentemente non si era comportato come lui si aspettava nei suoi confronti. E mi ricordo mi disse Canerino, perché mi chiamava così, mi diceva Canerino, perché lui conosceva anche mio padre che era Caner Senior, io ero Canerino, mi fa ricordati che la riconoscenza non è di questo mondo, ma le cose che devi fare vanno fatte senza aspettarti nulla in cambio. Questa è stata una grande lezione di vita, perché significa in sostanza che anche nell'ambito lavorativo, se una cosa la devi fare perché è giusto che deve essere fatta, semplicemente, e non perché qualcuno ti deve riconoscere un merito o una cosa, e sai che scontenterai qualcuno, quindi le decisioni che devi prendere le prendi e le porti avanti fino alla fine, e lo fai perché in cuor tuo sei convinto che siano giuste. Questo credo sia il più grande insegnamento che mi è rimasto di carattere personale e poi anche politico-amministrativo. Ecco il famoso Vangelo di Gentilini, no? Davvero quante volte ne abbiamo parlato anche con il gentilinologo che è il nostro Lucio Zanato. Ecco, Assessore, ne approfitto. Quella di Gentilini è stata una lega che riguardava appunto i partiti, la politica al servizio degli elettori e di una comunità. L'altra sera abbiamo fatto un titolo che diceva il Papa degli ultimi e il Papa di Treviso, perché su questo erano, diciamo, c'erano delle affinità notevolissime, no? Sì, sì, popolari, quindi persone che sapevano stare insieme in mezzo alla gente. Ecco, queste sia il Papa, ovviamente a livelli diversi, con compiti anche diversi, ovviamente, ma sia il Papa che Gentilini, insomma, erano persone che sapevano stare in qualsiasi luogo tu li mettessi. Cioè Gentilini era in grado di stare in un tavolo con persone di un certo spessore, anche perché nonostante noi l'abbiamo sempre visto così, Ruento era una persona anche di una grande cultura, ed era in grado di stare in questi tavoli, come anche seduto a tavola a casa di alcuni agricoltori a mangiare pane e salame e discutere, insomma, di tematiche anche molto più pragmatiche. Ecco, questo era Gentilini, ed è, come dice lei, la Lega che sa stare in mezzo alla gente. Fortunatamente, grazie al lavoro che lui ha fatto assieme a tanti altri, si è costruita una classe dirigente, tant'è vero che noi adesso, il problema l'abbiamo anche detto qui da lei altre volte, il problema che abbiamo noi adesso è inverso, cioè abbiamo amministratori, abbiamo gente che negli anni siamo riusciti a costruire competente, capace di ascoltare. Ci manca in questo momento magari un consenso che dobbiamo recuperare, e lo possiamo recuperare solo continuando a stare tra la gente, ascoltando i problemi e occupandoci non solo della politica con la P maiuscola, ma anche dell'amministrazione, che questo è importante, ovviamente senza perdere i nostri principi di riferimento. Assessore, grazie per questo ricordo di un sindaco leggendario che ci mancherà tantissimo.
Lei, devo dire, tra gli assessori può vantare, credo, uno dei migliori risultati, no? Se parliamo di economia e di quanto è successo negli ultimi anni, nonostante il Covid, per il turismo. Cioè il turismo anche quest'anno si prevede un'altra stagione di grandi risultati. Sì, devo dire, io non voglio prendermi meriti che non siano miei, ma penso che sia un merito condiviso tra tutta la filiera del turismo. Penso che la Regione, e qui sì mi prendo qualche merito, abbia fatto la propria parte come costruendo un piano strategico. Negli ultimi anni, da quando io sono diventato assessore, ho visto che era una regione che comunque funzionava, che gli operatori erano bravi, che avevamo tanto da comunicare, tante destinazioni, tanti prodotti turistici. Però mancava, secondo me, una linea strategica, una via da seguire. Grazie al piano strategico che abbiamo costruito partendo dal basso, quindi sentendo gli operatori, sentendo gli amministratori, sentendo tutte le persone che si occupavano di turismo, abbiamo costruito una linea strategica che negli anni abbiamo mantenuto e implementato. Poi è arrivato il Covid ovviamente ha avuto delle ripercussioni, ma nel breve periodo, perché io già durante il Covid dissi attenzione che se noi siamo strutturati, siamo pronti a ripartire, ripartiremo prima degli altri e vedrete che ritorneremo ai risultati del 2019, che era l'anno dei record, già nel 24. E così fu. E così fu, perché poi in realtà io mi ricordo tanti preoccupati che mi dissero assessore prima del 2026 questi numeri non li rivedremo. In realtà guardi, noi abbiamo patito il 20, il 21, già il 22 cominciavamo a migliorare, 23 eravamo già in ascesa grande e 24 già record. Ecco, anzi, già nel 23 avevamo cominciato a sfiorarlo, 24 record e 25 70 da tanto continueremo. E questo lo dobbiamo appunto a questa strategia che abbiamo messo in atto di remare tutti nella stessa direzione, quindi avere chiari gli obiettivi del Veneto, investire non solo risorse pubbliche ma anche risorse private. I privati lo stanno facendo anche qui a Treviso con la DMO, ma in tutto il Veneto. Le DMO, che sono le Destination Management Organization, si sono nel tempo modificate in fondazioni dove c'è la parte pubblica, la parte privata, e dove lì si decide quali progetti portare avanti e come comunicare l'offerta turistica. Assessore, ecco, pensando a quella che è una situazione internazionale davvero molto complicata, con contrasti molto forti tra Stati Uniti, insomma è quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. C'è come dire, queste tensioni in qualche modo, ci sono dei contraccolpi sul turismo, per esempio possono arrivare meno americani, meno russi, oppure è irrilevante? Beh, allora, per quanto riguarda i russi sicuramente sì, ormai è anni da quando è scoppiata la guerra che russi non ce ne sono, ovviamente neanche ucraini. Invece la parte, diciamo, dell'Europa dell'Est comunque ha tenuto, nel senso che molti polacchi, molti cechi, molti slovacchi, ungheresi, quest'area qui, anzi devo dirle che quest'area, che una volta era definita come un'area povera e quindi del turismo magari balneare ma di poco valore aggiunto, in questi anni invece è cresciuta in maniera esponenziale anche in termini di spesa, e quindi noi questa la vediamo. Sono convinto che quando questa guerra finirà, e spero presto, ovviamente in primis per ragioni umane, ma anche per ragioni, perché no, commerciali, vedremo un ritorno forte del mercato russo. Gli americani, devo dire che quest'anno, 2024, ci sono stati, e tanti, e anche nel 2025. Per il momento non abbiamo patito, anzi c'è stato un ritorno, forse perché bloccati dal periodo Covid e post-Covid, con l'aumento anche delle tratte aeree, dei biglietti delle tratte aeree, che ha inciso tantissimo. Ancora oggi i costi sono abbastanza elevati rispetto al pre-Covid per 1000 ragioni, stanno man mano rientrando ma ancora elevati. Io sono convinto che questa fetta crescerà ancora di più. È vero che hanno il dollaro un po' basso adesso e questo un po' lo pagano, però devo dire che insomma ci sono, poi noi contiamo molto sul tema Olimpiadi invernali. Tant'è vero che faremo delle promozioni su questo, perché ci sono anche una fetta di americani alto spendenti che addirittura, guardi, noi abbiamo fatto i conti, a loro conviene prendere l'aereo e venire a sciare nelle nostre Dolomiti che non andare nei loro paesi. Ecco, bravo, bravissimo.
Assessore, poi continuiamo sulle Olimpiadi perché è davvero un'opportunità straordinaria, insomma, per aumentare ancora di più il turismo e diciamo, la conoscenza del nostro territorio. Andiamo in pubblicità, 2 minuti con i nostri registi Mattia Pizzaia e Italo Morao. Torniamo subito. Di nuovo in diretta con l'assessore al turismo e all'agricoltura della Regione del Veneto, Federico Canelli. Assessore, grazie ancora. Grazie a lei. Per essere qui. Abbiamo fatto un cenno alle prossime Olimpiadi, davvero un momento storico, dobbiamo dire. Per le ultime Olimpiadi, vedo, erano state nel 56, quindi tantissimi anni fa. Io ricordo Zeno Colò, che era un campione, un asso dello sci. Che cosa rappresentano dal punto di vista proprio anche? Sono una grandissima opportunità. Lo sono per molteplici aspetti. Il primo riguarda anche semplicemente le infrastrutture che siamo andati a fare, sia dal punto di vista sportivo, che comunque erano importanti, sia dal punto di vista, diciamo, della viabilità, alcune delle quali faremo in tempo a vederle entro il 26, che ormai è alle porte. Altre purtroppo, per molte ragioni di carattere burocratico, anche economico, le vedremo dopo, però arriveranno grazie alle Olimpiadi. Quindi sono 1 miliardo e rotti, 1,5 miliardi circa di investimenti, e questo secondo me è molto importante perché è un lascito che poi rimane anche finite le Olimpiadi e le Paralimpiadi, perché ci saranno anche le Paralimpiadi. Quindi dal punto di vista sportivo, guardi, anche solo il fatto di aver messo a posto quella benedetta pista da bob, che insomma era lì ed era fatiscente, perché tanti non si rendono conto che comunque l'infrastruttura c'era ed era abbandonata. Il mettere a posto lo stesso trampolino, anche se non viene utilizzato, ma comunque rimane come simbolo iconico delle Olimpiadi del 56 e anche del 26, però restaurato con una sua, non c'è scempio ambientale perché abbiamo provveduto anche a impiantare alberi oltre a quelli che sono stati, diciamo, tolti per fare gli interventi, quindi dal punto di vista anche, diciamo, ambientale l'impatto è veramente minimale. E lo stesso vale anche per tante altre infrastrutture, stadi del ghiaccio, cose di questo tipo che sono state fatte. Penso anche all'Arena di Verona, dove c'è la cerimonia di chiusura importante, e anche lì sono stati messi parecchi soldi per mettere a posto anche quella struttura lì, che è un'icona del Veneto fondamentale. Quindi oltre a questo, oltre alla parte infrastrutturale, sportiva, di mobilità, c'è l'aspetto promozionale, cioè qua abbiamo miliardi di persone collegate che vedranno Cortina, vedranno le nostre montagne, vedranno il Veneto, e per noi è una capacità di promozione che non ha uguali, insomma è una campagna pubblicitaria e promozione incredibile, che ci permetterà anche di attirare un turismo di un certo tipo, anche alto spendente, che porterà nel Veneto grande economia e ci permetterà di tenere la gente a lavorare in montagna, perché si ricordi che oggi abbiamo il tema dello spopolamento della montagna, cioè i giovani se ne vanno perché non ci sono opportunità di lavoro, quindi secondo me questa è un'operazione geniale che il Presidente ha voluto. Ecco, abbiamo ancora un minuto, abbiamo visto le casette che andranno a Fiames a comporre il villaggio olimpico. Ci sono problemi di ricettività, cioè questa massa di persone che arriveranno troveranno facilmente alberghi, case in affitto? Cioè Beh, è ovvio che su Cortina è impossibile che ci sia la ricettività di tutte le persone che vorranno venire, perché quella è. Tant'è vero che noi all'epoca abbiamo chiesto non solo al sistema ampezzano, ma tutta la provincia di Belluno e anche Trento e Bolzano, e addirittura fuori provincia, perché tanti vengono a dormire addirittura a Treviso o nella pedemontana trevigiana. Ecco, tenendo conto di tutto questo bacino, che comunque è normale, è previsto anche dal CIO, riusciamo ad avere i posti letto. Quindi è per quello che le dicevo che l'indotto è un indotto che va oltre al sistema ampezzano o di Cortina stessa. Quindi devono essere bravi, secondo me, anche gli albergatori e anche il sistema ex alberghiero a intercettare questo, a mettere a posto le strutture. Abbiamo fatto un sacco di bandi in questi anni anche per dare contributi a fondo perduto a coloro i quali volevano sistemare gli alberghi, ed è un'opportunità secondo me da cogliere anche per alzare l'asticella dell'offerta turistica.
Assessore, grazie, complimenti, buon lavoro all'assessore Federico Caner. Stasera Focus alle 21:15. Come sempre parleremo della grande attualità. Grazie a Italo Morao e Mattia Pizzaia in regia e buona giornata. Arrivederci.